Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio riparlarvi di Uriel, del sigillo di Uriel, che è anche un piccolo lavoro di caro Marietto Veneziano come un circuito radionico, e vi ricordo, i sigilli non hanno niente a che fare con i circuiti radionici. I circuiti radionici sono come, per darvi un esempio, un robot che aspira in casa, e il sigillo, visto che è lavorato ad hoc, è vitalizzato, consacrato e via dicendo, è come se fosse un aiutante che pulisce dove c'è bisogno, come una grande lavoratrice che non si ferma mai, non in un posto solo. Invece il robot fa solamente il piano terra, cioè il pavimento, a meno che non abbiano inventato altri robot che volano. Questa è la differenza e l'importanza a capire. Quindi i sigilli si attaccano al massimo in egregora, con la propria forma possono fare andare le onde di forma, ma non fanno cose che possono fare i sigilli. Oggi parleremo di Uriel e di Samael. Ho fatto una pillola sul circuito di Samael, mi raccomando. Andatela a vedere perché non sa chi è Samael. E poi mi raccomando, andate su Wikipedia anche a cercare Enoch, perché il primo che parlava di questa entità, questo genio, era Enoch, che è su Wikipedia, no? Se avete un mezzo di tipo un cellulare, un computer, andate a cercare Wikipedia, Google, e cercare questo Enoch, ed era il primo nella storia dell'umanità che ha parlato di questo Samael. E poi vi ricordo il circuito per mandare indietro, per liberare le energie negative in casa. E niente proprio di meno che questo circuito radionico con i 22 caratteri delle strade cabalistiche. Bene, allora, prima di tutto, prima di iniziare, vi ricordo sempre di proteggervi. Quindi cosa fate? Usate questo circuito, mettete dentro il vostro testimone. Chi non sa cos'è un testimone, pregate di andare a cercare le pillole sul canale Marietto Veneziano di De Garda. Mettete qui la vostra foto, il nome, il cognome, insomma, quello che avete. Questo per difendersi, per pulirvi, per darvi una spinta in più, per andare a cercare il vostro io, il vostro sé, la vostra strada verso l'infinito. Poi, se qualcuno è nella cioccolata, non è nella cioccolata solo lui, è nella cioccolata tutto l'ambiente. Quindi prendete questo circuito. Se voi in casa non state bene, o anche quando andate fuori, o sul posto di lavoro, continuate a tirare gente di una certa qualità, o situazioni di una certa qualità, pam, prendete questo circuito, lo mettete nei vari locali in casa e lo lasciate lavorare fin quando non finisce il lavoro, quindi praticamente in eterno. Quindi ogni locale deve avere questo circuito. Se in casa la situazione è grave, li nascondete sotto un armadio, sopra un armadio, sotto un tavolo. Ad esempio, ai tempi, 20 anni fa, io li incollavo sotto una sedia, sotto gli armadi, sotto i cassetti degli armadi, così da ripulire. Dove vanno le energie nefaste? Le energie nefaste tornano da chi le ha mandate, no? Non è che c'è un compostaggio in ingombranti che vanno lì. Chiaramente se qualcuno vi ha fatto del male, automaticamente con questo circuito vengono triturate e rimandate al mittente. Quindi riprendiamo bene. Questo circuito per essere in pace con voi stessi, per cercare la vostra strada maestra, questo circuito per ripulire la zona dove vivete, quindi ogni volta che entrate in casa con questo qui state sicuro che vengono ripulite da tutte le energie nefaste. Chiaramente dopo un mese entra in funzione, non è che dopo 2 secondi che lo avete acceso parte come un missile. Chiaro, a livello karmico il colpo fortunato c'è sempre, può partire. Poi, per cercare la giustizia, noi ci agganceremo alle energie, alle onde in forma di Uriel. Ho già fatto una pillola su Uriel. Se non sapete che è l'arcangelo Uriel, la forza Uriel, chiamatelo poi come volete, andate a vedervi la pillola. Quindi cosa fate? Mettete il vostro testimone con su scritto, no? il- il- il-
il desiderio, no? Volete, non so, io che il vicino di casa la smette di parcheggiare davanti alla strada dove uscite, oppure che il vicino di casa la smetta di buttare via la spazzatura al posto che fare l'indifferenziata che fa tutto mismatch, oppure volete che nel condominio tutti paghino, come si suol dire, le tasse condominiali, o volete, non so, che nel vostro paese i tossici vadano a abitare in un altro posto. Insomma, voi siete liberi di scrivere quello che volete. Visto i tempi che corrono, io vi consiglio anche di pensare alle nostre forze dell'ordine, perché come ha detto il Marietto, arriveranno periodi in cui le nostre forze dell'ordine saranno sotto pressione e quindi qui anche un testimone di riguardo a queste persone che guadagnano pochissimo e rischiano la vita tutti i santi giorni. Però questo è il mio pensiero e io non sono un nazionalista, però sono uno che pensa anche che senza le forze dell'ordine in Italia ci sarebbe l'anarchia. Quindi praticamente vi consiglio, oltre alla vostra richiesta, di avere un pensiero anche per le forze dell'ordine. Poi, e qui entra Samael, qui entra in scena Samael. Chi era Samael? Samael è un arcangelo molto vivace, molto, insomma, era un tipo un po' duretto, che però ha una controparte ancora più dura, che nella mitologia della Chiesa di Stato potrebbe essere interpretato come Lucifero, ma mica l'angelo che porta la luce, l'angelo che porta la bolletta della luce, cioè il conto, perché ogni pranzo ha un conto, non esistono pasti gratis. E quindi che cosa fate con questo Samael? Gli chiedete di prendere in esame la situazione. Quindi mettete la vostra richiesta, quindi Uriel va un po' per la giustizia e Samuel va per incassare il conto. Quindi qui sopra gli mettete su, non so, se è vicino di casa, è un esempio, non paga la bolletta indietro a 10 anni, qui dite a Samuel di prendere in esame, in considerazione, oppure, non so, c'è l'ingegnere del vostro palazzo che continua a volere il 110 pensando di avere gratis i muri, no? Quando si sa benissimo che i 110 che ci sono oggi in Italia sono quasi tutti bloccati e l'ingegnere lo fa solamente per avere la percentuale su tutto il lavoro, beh, allora a questo punto prendete questo bellissimo circuito. Questi sono esempi così a naso, no? Che mi vengono tanto però Samuel può fare la differenza in questi casi. E quindi cosa fate? Mettete sul nome del testimone e lasciate Samuel andare a incassare, è un cassatore, mettiamoci così. E voi sapete che in Italia, come nel resto del mondo, ci sono due cose sicure nella vita, la morte e le tasse. Quindi mettete questo Samuel a lavorare e quindi lui lavora gratis, visto che il circuito è gratis. Bene, cari amici, detto questo, vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo di andare a seguire le pillole del legale Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima, ciao.